Ben trovati, siamo di nuovo sul nostro canale, siamo allo Stato dell'Arte. Oggi sono in piacevole compagnia con Carlo Santi, che saluto. Carlo Santi è più cose, perché è un editore di successo, è uno scrittore di successo. È stato prima dirigente sindacale, addirittura ha una vita abbastanza, ha più vite, ne parlavamo insieme prima. È stato dirigente sindacale per parecchi anni, poi consulente del lavoro e da 10 anni a questa parte ha creato CS Edizioni, una casa editrice padovana del nostro territorio. E oltre a questo, Carlo è anche membro del direttivo dell'Associazione Editori Veneti, e quindi una posizione strategica anche per poter capire come sta andando il mercato editoriale anche della nostra zona. Partiamo proprio da questo tuo ruolo all'interno dell'associazione e ne approfitto subito per chiederti qual è lo stato dell'arte dell'editoria veneta in generale e un po' più in particolare quella padovana. Oggi com'è la situazione, visto anche quello che sta succedendo, e quali sono le prospettive per il futuro, secondo te ovviamente? Sì, certo. Tanto ciao Marco e anche a tutti quelli che ci seguono. L'editoria veneta è la stessa situazione che può essere in tutta Italia. Questa è un'emergenza che ci ha creato una gravi difficoltà. Da un punto di vista delle vendite si parla addirittura in tutta Italia di 8 milioni di libri invenduti in questi 3 mesi. E quindi si capisce subito la perdita incredibile del settore. Sull'editoria veneta, ma anche complessiva a livello nazionale, si può dividere in tre settori: la piccola e media editoria, la grande editoria e, come si dice, e l'editoria di nicchia, che sarebbe quella della saggistica, e ha un mercato per gli affari suoi. La piccola e media editoria credo che può cavarsela perché magari non ha dipendenti. Ecco. Diciamo che la piccola e media editoria è fatta di collaborazioni, di gente che magari dà una mano anche in termini volontari e riesce un po' a vivere di una sua autonomia abbastanza tranquilla. Sono un po' preoccupato, infatti, come editori veneti ne abbiamo anche discusso, di quelle case editrici medie, grandi, che hanno dipendenti. Questi sono in grosse difficoltà, anche perché oggi come oggi riprendere i dipendenti in servizio vuol dire pagare il 100% dei costi, ma con un 30% di incassi rispetto a prima. Quindi non la vedo benissimo. C'è un'altra parte di piccola editoria che per esempio vive di fiere, di mercati, di convegni, tutte cose che prevedono assemblamenti, che oggi non è possibile fare. Quindi il settore è un po' come il settore dello spettacolo. Non possiamo più fare presentazioni in libreria, non si possono più fare fiere del libro, anche Fiera di Torino per esempio è saltata, e tante altre fiere, perché non è solo Fiera di Torino. Io conosco editori veneti e non veneti che vivono solo di fiere, cioè vendono i libri solo attraverso le fiere. Io dico sono negato perché sembra essere al mercato, no? Io dico che ogni libro ha il suo lettore e deve esserci il tempo necessario. Non posso prendere uno che passa a dire vieni qui e leggi i nostri libri. Quindi non è che sono tarato per quello. Però quando vado in giro per fiere vedo sempre gli stessi e da quello che mi dicono loro vivono facendo 2 o 3 fiere al mese. Ecco, questa attività morirà. Se non è già morta, poi bisogna dire. Quindi la prospettiva del futuro è o ci reinventiamo con, che ne so, videoconferenze, Skype, Zoom, altri tipi di presentazione, che però, parliamoci chiaro, una presentazione fisica, con il libro lì cartaceo in mano, che alla fine della presentazione la gente ti viene vicino e compra il libro e si fa autografare, non lo possiamo più fare questo. Spero che questa cosa si possa superare, però ho le mie perplessità. L'altro aspetto è dell'editoria è che l'editoria è sempre stata un'attività definita essenziale, cioè l'editoria non ha mai chiuso. Il problema però è che l'editoria che
il governo ha pensato era quella dei giornali, perché le edicole erano aperte. Invece l'editoria dei libri avevano le librerie chiuse, quindi vuol dire librerie chiuse, distributori editoriali fermi, e vuol dire che eravamo fermi tutti quanti. Infatti, rispetto al trimestre, chiamiamo così, il trimestre del 2019, c'è un calo del 90-95%, qualcuno addirittura del 100%. Quindi la prospettiva futura la vedo dura principalmente. E ho paura che sarà una selezione naturale, nel senso che chi non ce la farà dovrà chiudere per forza e forse saranno i medio-grandi che avranno grandi difficoltà. I piccoli medi, no, forse se la cavano perché, no, bene o male, Certo. magari sono più accorti, hanno meno spese, ecco. Cioè, Sì, una cosa però ti chiedo, mi sono un po' informato, non solo per te, per questa intervista, su questo problema della distribuzione dei libri e della vendita dei libri in questo periodo di lockdown, di chiusura. E effettivamente con le librerie la cosa è stata ovviamente più che drammatica. Però i canali di vendita oggi, ormai da un bel pezzo, anzi ormai, sono diversificati, cioè ci sono le librerie e quello non c'è dubbio, e il grosso problema, diciamo, è stato proprio per loro. Ma ci sono anche canali di distribuzione online che ti portano il libro a casa. IBS, Amazon, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono anche case editrici, scusa, che lo fanno anche loro, in modi più o meno magari improvvisati in questo caso, perché non erano attrezzati al momento. Questo genere di mercato non ha trovato un certo sviluppo in questo periodo, perché eravamo tutti a casa e pacchi ne sono arrivati in continuazione, un po' tutti. Certo, certo. Ma io dico sempre che, a parte, voglio dire, in questo periodo di emergenza sanitaria con il Covid-19, il problema distributivo è vecchio, è estremamente vecchio, perché abbiamo, a livello nazionale abbiamo 7 gruppi editoriali che coprono quasi il 90% del mercato editoriale. Certo. Questi 7 gruppi, ognuno ha il suo distributore, certo. Non solo, ma ha le sue librerie. Faccio per esempio, la Mondadori ha 700 librerie sue e 900 in franchising. Certo. Stiamo parlando di 1600 librerie. Ha una distribuzione per conto suo, quindi sicuramente ha non solo le 1600 librerie, ma può distribuire anche in altre parti. Costi di stampa quasi azzerati perché ha la cartiera, ha un centro stampa per gli affari suoi, quindi è chiaramente agevolata in questo. Il resto, che sarebbe il 10%, viene distribuito in 3000 editori. Quindi stiamo parlando di un fenomeno abbastanza chiaro. Per quello che mi riguarda, come CS Edizioni, ho pensato prima di creare una distribuzione nostra interna. Noi abbiamo circa 1200 librerie clienti dirette. Però siccome io dico che non riesco ad arrivare dappertutto, perché non ce la faccio, abbiamo comunque anche 2 grandi distributori nazionali che ci aiutano in questo. Però attenti, perché i distributori vogliono dal 60 al 65% di sconto. E quindi è un costo enorme. Poi magari andiamo a vedere, ma come mai alcune case editrici dopo 2 o 3 anni chiudono? Perché hanno questo tipo di costo. Se io mi affidassi il 100% ai distributori sarei già morto. Quindi i distributori mi devono aiutare, non mi devono penalizzare. Questo è poco Capisco. Però è meglio, vuol dire, organizzarsi per conto nostro. Per via online, noi abbiamo un sito web, quindi la nostra vendita online, posso dire, a me ha permesso di sopravvivere questi 3 mesi, la vendita online diretta a clienti privati. Noi abbiamo 2 o 3 pubblicazioni importanti che abbiamo aspettato giugno prima di farle uscire, ma li abbiamo messi in prevendita e quindi siamo riusciti, voglio dire, a coprire un po' le spese, ecco, per dire. Quindi me la sono cavata così. Quelli che invece vivono con le fiere, come ti ho detto prima, saranno estremamente messi in ginocchio da questo punto di vista. Quindi l'online per me è importante, anzi è comodo, cioè, magari qualche anziano fa difficoltà a pagare via online con la carta di credito, però parliamoci chiaro, non è l'anziano ormai che va in libreria e passa 3-4 ore. Io agli autori dico sempre,
il problema della libreria è che non si sono reinventati nel tempo e quindi le librerie prima o poi anche loro spariranno. Ecco, per dare spazio a Oddio, altri. magari forse non spariranno, però come dici tu, devono Avranno grosse cambiare. difficoltà. Cioè, Certo, certo. ormai è evidente, l'abbiamo provato, testato tutti in questo periodo, il fatto che ci arrivino le cose che abbiamo ordinato, di cui abbiamo bisogno, le ordiniamo via web, ci arrivano direttamente a casa, è un vantaggio, un risparmio di tempo e di un sacco di cose. E alle volte anche di denaro, perché dobbiamo anche dirlo. La libreria deve dare qualcosa di più, non deve dare soltanto, non deve essere solo un punto vendita, deve diventare qualcosa anche di diverso. Qui il discorso diventa molto più Inizia a essere ampio. interessante. Allora, diciamo che oggi le librerie innovative sono quelle, magari, non so, fanno anche bar, no? Sì, Tipo, certo, ci hanno provato, sì. ci hanno provato e magari potrebbe anche funzionare. Però ti faccio un esempio, io sono andato in Germania, no, Sì. un anno e sono entrato in una libreria. La prima cosa che ho visto è che sul cellulare mi è arrivato subito le promozioni della libreria e Vedi. potevi essere sia in cartaceo che in digitale. Tu potevi in quel momento lì scaricarti sul cellulare i libri ebook e poi andavi alla cassa e loro sapevano già i libri che avevi. Pagavi e praticamente quel libro diventava operativo, se no veniva cancellato, insomma, appena. Ecco, per dire, tu vai in una libreria e cerchi un libro. Ecco, in quel caso lì era la libreria che ti ha cercato per venderti i libri. In quel caso lì è leggermente diverso. Ecco, lo vedo così. Cioè, noi come editori ci dobbiamo reinventare, a mio avviso. Anche le librerie si devono reinventare. Ancora di più, secondo me. Perché le librerie ancora di più, perché parliamoci chiaro, io ho visto, sono andato in fiera del libro a Torino e il mio stand piccolino Sì, era certo. vicino allo stand mastodontico della Mondadori. No? Sì, Allora, tutti in fila per comprare l'ultimo libro di Fabio Volo. certo. Allora dico, cioè, tu vai in fiera del libro a Torino per trovare un libro che lo trovi in qualsiasi libreria d'Italia? Cioè, Certo. vai in fiera a Torino per trovare le chicche, per trovare il libro Eh. particolare, quello che magari è introvabile da altre parti. Ecco, questa è un po' la mentalità anche italiana, no? Tanti scrittori, pochi lettori. E poi cosa vai a leggere? Vai a leggere sempre i soliti. Sì, Ecco, questo sì, è il sì, è un punto. po' Quindi le librerie troverai Umberto Eco, troverai Fabio Volo, troverai Clive Cussler, troverai grandi scrittori, ma non troverai tutti gli scrittori. Ecco, no, questo è un po' il limite delle librerie. Online invece trovi tutto, tutto, infatti, tutto. infatti. Cerchi E Carlo Santi, lo trovi, magari vai alla Mondadori di, non so, Canicattì, Carlo Santi non lo non trovi. lo trovi. E questo è un problema, Però online perché lo trovi anche se non, e te lo fai arrivare a casa. te lo Quindi, fai arrivare a casa. E magari se sei anche iscritto a Amazon Prime, non voglio fare sì, pubblicità no, per vabbè. carità, però ti arriva il giorno dopo. E allora ecco Infatti. che No, infatti Amazon, questo è il problema. Amazon frega tutti. Ecco perché dico le librerie sono un po' superate. No, ci dobbiamo un po' reinventare tutti. Sì, anche perché adesso anche sempre senza fare nomi, ovviamente, però ci sono delle grandissime case editrici e librerie che fanno questo servizio di vendita online in proprio, ma il libro ti arriva dopo 10, 15, 20 giorni e questo E non qui, va bene. E qui questo non va bene, entriamo ti giochi in un completamente passaggio. il mercato. E poi, esatto. Allora, tu tieni presente che noi abbiamo iniziato 10 anni fa e abbiamo sempre perorato la causa della, come si dice, nessuna spesa di spedizione. Cioè, compri il libro, paghi il libro e basta. E allora, però, in giro di 2 o 3 giorni ti arrivava, perché le poste italiane ti danno un servizio, che è il pieghi di libri, che è stato fatto Sì. proprio un'agevolazione per l'editoria. Tieni presente che per questo tipo di servizio lo Stato paga 100 milioni all'anno alle poste italiane per coprire i costi di questo servizio, Mhm. per mantenere l'agevolazione. Oggi un piego di libri ci mette 40 giorni a arrivare. Esatto, è vero, infatti è E quindi verissimo. non è più possibile utilizzarlo, cioè proprio hanno annullato un diritto sacrosanto dell'editoria. Io ho detto in riunione al direttivo degli editori veneti, apriamo una class action Action. Mhm. contro le poste italiane, perché di fatto ha annullato un diritto sacrosanto dell'editoria, cioè di poter arrivare in tempo.
Pensa non solo dell'editoria, anche di noi lettori, chiaro. Sì, ma anche i giornali. Adesso come fai un quotidiano, mandarlo a un piedi di libri? Infatti non lo fai. Perché ti arriva 40 giorni dopo l'edizione di 40 giorni prima. Non è possibile. Quindi anche noi abbiamo deciso, vuoi il pieghi di libri, è gratis, ma aspetti. No? Certo. Oppure paghi 4 euro e ti mandiamo col corriere. Ecco. Ho capito. Senti, ben presente che 4 euro è proprio un contributo, perché il corriere costa 7. No, costa molto di più, lo sappiamo. E a volte, se superi 2 kg, costa anche di più. Quindi ecco perché Amazon fregherà tutti. Ecco. È sempre per non far pubblicità. È un discorso abbastanza si compra italiano. attuale. Sì. Ecco. Ci sono tanti che dicono compra italiano. Certo, compra italiano, però mi costa di più. Questo è un po' il problema. Ed è disorganizzato. Perché pensa che oggi uno dei problemi principali non sono anche le poste, adesso sono anche i corrieri. Adesso con il Covid. Certo. Senti Carlo, passiamo invece all'altro aspetto fondamentale per te, cioè l'essere uno scrittore e anche di successo. Ora, il tuo personaggio principale, anche più amato, è Tommaso Santini, che è il protagonista di una serie, un ciclo di romanzi thriller, che è un personaggio piuttosto anche intrigante sicuramente, quanto anche inquietante, perché è una sorta di religioso guerriero con la licenza di uccidere. Quindi decisamente un personaggio diciamo anche un po' difficile per certi versi. Come ti è venuta l'idea? Perché francamente ambientato anche qui sui colli, in Montevenda. Sì. In parte ambientato sui colli. Sì, in parte. Diciamo che ai tempi che io ho fatto il sindacalista c'è stato un periodo che ho avuto rapporti con il Vaticano e praticamente per quasi un anno, 1 o 2 volte al mese, avevo incontri all'interno del Vaticano. Quindi ho conosciuto quell'ambiente e quindi riesco a muovermi bene da quel punto di vista. L'idea di Tommaso Santini, che sia una specie di agente speciale, segreto anche, della Santa Sede, l'ho visto come un difensore dello Stato Vaticano più che la religione. Sì, vero. Il Vaticano è uno Stato a tutti gli effetti, come tutti gli Stati ha i suoi segreti da mantenere e da custodire, a tutti i costi, perché noi sbagliamo quando pensiamo che la Chiesa non abbia nemici. Ha nemici anche organizzati, penso a organizzazioni anticlericali dove, come si dice, sono criminali a tutti gli effetti. Penso alle trafugazioni, come si dice, i furti di opere d'arte all'interno delle chiese, di organizzazioni anche mafiose, quindi non è che i nemici della Chiesa sono leggeri. Allora, siccome Tommaso Santini è uno che non applica il principio porgo l'altra guancia, no, diciamo che è esentato da questo punto di vista. È un frate, è un monaco, un frate benedettino, nel pieno del suo esercizio sacerdotale, no? E ha una squadra di altrettanti frati benedettini al suo comando. Lui è un operatore segreto che ha l'incarico di custodire i segreti più reconditi della Chiesa, quelli che potrebbero mettere in discussione lo Stato, prima di tutto, e la religione come base. E naturalmente non è che ha licenza di uccidere, diciamo che ha l'indulgenza plenaria perpetua per tutti i suoi peccati. Vabbè. E non è una novità, vuol dire che ha un fondamento storico, perché l'indulgenza plenaria perpetua la davano ai crociati, per esempio, o a tutta la crociata, perché uccidevano in nome di una religione, in nome di Dio. Vabbè. Da ridere un po'. Però ancora esiste, vuol dire, l'indulgenza plenaria. Anzi, quando è stato eletto Papa Francesco, quando è uscito per annunciarsi ai fedeli, ha detto che tutti quelli che erano in collegamento, che erano presenti nella piazza San Pietro, avevano l'indulgenza plenaria. Sì, è vero. Quindi vuol dire che esiste ancora oggi. Al Medioevo c'erano i re che pagavano per avere l'indulgenza plenaria. Quindi Santini non è che ha licenza di uccidere. Certo, gli toccherà uccidere perché i suoi nemici altrimenti lo ucciderebbero a loro volta. Quindi si deve difendere. Ecco, diciamo. Ma le sue missioni sono un po' segrete, ecco. E mi sono ispirato a un organismo che esisteva veramente nel V secolo d.C.
che si chiama Sanctum Consilium Solutionum, che è questo gruppo famoso di Tommaso Santini, e serviva a recuperare tutta la storia della cristianità nel periodo dopo, insomma, le persecuzioni dei Romani, perché naturalmente nella persecuzione i Romani avevano ucciso tanti seguaci cristiani e certo. tanti documenti, e quindi questo era un organismo che doveva ricreare, chiamiamolo così, il patrimonio storico. Poi non esiste più quel gruppo, ma io lo faccio Sì, esistere ancora. certo, nella E quindi finzione. allora aveva l'idea, aveva il compito di recuperare la storia, e oggi ha il compito di conservare la storia della Chiesa e, come dico io ogni tanto nei miei libri, di custodire la storia che ancora non è stata scritta. È vero, è vero. Beh, effettivamente è un ciclo, questo, che ha riscosso, come ho già detto, veramente un buon successo. Anche perché, tra l'altro, tu non sei soltanto uno scrittore diciamo di fantasia, ecco, però sei anche uno studioso di queste cose. Penso anche al tuo libro sull'Arca della Santa Alleanza. Ma tu pensi comunque di continuare le avventure di Tommaso Santini, visto che, ripeto, il successo è buono, ci sono traduzioni anche all'estero, hai dei contatti per una riduzione televisiva di queste avventure? Hai intenzione di continuare oppure vuoi esplorare altri sentieri? Sì, sì. Io sono cresciuto come lettore proprio come personaggi di saghe familiari, oppure personaggi storici, o comunque insomma libri che avevano una serie con lo stesso personaggio, che può essere, non so, Clive Cussler, oppure Dan Brown stesso, no? Certo, certo. La mia idea è quella proprio di mettere insieme la mia, chiamiamo così, passione per i misteri religiosi, e quindi, insomma, motivi dei miei studi, e metterli in un thriller storico-religioso, che piace. Sì, Come è dire, un è genere un che è settore che piace, molto apprezzato, certo. molto apprezzato, piace. Poi insomma Dan Brown ha contribuito, però io non è che mi ispiro a Dan Brown, mi ispiro per esempio a Matilde Assensi in alcuni casi, insomma Sì, Steve Berry in altri casi, insomma, certo. quindi scrittori di un certo tipo. Ed è facile, studiando i misteri della Chiesa, farne uscire un bel thriller. Quindi diciamo che l'idea della saga del Tommaso Santini non è finita qui. Ecco. Diciamo che oggi sono 3 libri e ne sto scrivendo il quarto, che è sulla Sacra Sindone. E la cosa che è intrigante è che ci sono le basi storiche reali, in alcuni casi addirittura cito le fonti, in maniera per dire al lettore: guarda che qui non sto scherzando, anche per una questione strategica. Il lettore poi va in confusione, non capisce più fin dove arriva la storia e dove È inizia la vero, fantasia. è E vero. questo magari lo fa riflettere, e magari va anche alla ricerca, perché no? Sì. Credo che se Tommaso Santini fa lo stesso effetto che fa a me, cioè nel senso che mi dispiace lasciarlo alla fine del libro, e quindi mi viene in mente già la storia successiva, continuo. Un altro personaggio, per esempio, che sono affezionato è thriller polizieschi, è il commissario Matteo Alfonsi, che ho scritto già Sì. 2 libri, e anche su quello sto iniziando a scrivere il terzo, perché io scrivo 2 libri in contemporanea, dopo sono ispirato per uno e poi vado su un altro. Beh, sei incredibile perché gestisci una casa editrice, sei No. scrittore, come scrittore scrivi addirittura 2 romanzi contemporaneamente, è veramente Sì, incredibile. sì, però tieni presente che scrivo 2 romanzi contemporaneamente in 5 anni magari. Beh, vabbè, però insomma. Certo. Bene, io ti ringrazio tantissimo di questo tuo intervento, che è decisamente molto illuminante, sia dal punto di vista del mercato editoriale, che sei una persona proprio addentro a queste segrete cose, e sia anche dal punto di vista delle dinamiche della scrittura. Ti ringrazio i nostri ascoltatori, e vi saluto in attesa di una prossima puntata dello Stato dell'Arte. Ciao, grazie a voi. Ciao.